E poi il sottotitolo della mia relazione era come raccontarci in positivo, come trasformare le traversie in opportunità. Ho parlato prima di svendere i sogni. Cosa significa questo? Parlo di abdicare alla capacità immaginativa, alla capacità creativa anche di nuove prospettive di lavoro. La creatività è quella facoltà che consente di conciliare gli opposti in un terzo termine che li supera, operando la sintesi dei contrari, non come mera somma degli elementi. Mi stroba prima e mi strobaremo voi. Non come somma degli elementi, dunque, ma nella creazione di un novum, quindi la conciliazione degli opposti che ci porta verso una positività. Sto pensando, enunciando questo concetto, all'incontro di culture, cultura diversa contro cultura altra, che vengono superate nella produzione di qualcosa di nuovo. Ecco, è questo che io mi aspetto, ma in parte le parole del sindaco e di Carlo e di Marco mi provano che è un processo già avviato. La creatività consente quel processo trasformativo all'interno della nostra piccola storia di individui, ma anche all'interno della grande storia dei popoli. La creatività potenzia le risorse individuali, induce a scoprirsi abitati dalla dimensione del possibile. Quando assistiamo all'amarezza, alla rassegnazione degli operai che perdono il lavoro, certo è difficile pensare soluzioni a quel punto, però noi possiamo scoprirci abitati da possibilità ulteriori. Possiamo, direi dobbiamo, altrimenti davvero diventiamo gente morta. La immaginazione, la fantasia produce immagini anticipatrici, incontri con ciò che non è ancora avvenuto, presentificando il futuro e dandogli, per il solo fatto di essere pensato, un principio di realtà. Pensate, io sogno di costruirmi una casa, o sogno la mia nazione libera. Ritorniamo all'esempio della casa. Se io sogno soltanto, rimane veramente un sogno. Il sogno ha carattere segnico, è simbolo di qualcosa che non ho qui realizzato e che devo essere in cammino per realizzare. Cosa accade quando io di quella casa solo sognata e quindi inesistente commissiono un progetto? Investo anche economicamente per avere quel pensiero sulla carta, dargli quindi un principio di realtà. Sto presentificando un mio sogno. La presentificazione del sogno gli dà quel minimo di concretezza che consente di mettersi in cammino e di avverarlo. Queste anticipazioni sono progetti, segno, ripeto, di qualcosa di non ancora realizzato, ma progettato. La capacità di progettazione è prerogativa dell'Homo sapiens et faber, risale all'etimo greco poiein. Pensate, lo stesso etimo dal quale proviene la parola poesia. Quindi l'arte del poeta proviene dallo stesso etimo dal quale proviene tutto ciò che progettiamo e che utilizziamo per plasmare la nostra vita. E dunque i meccanismi poetici attraverso i quali si fa letteratura in poesia hanno molto in comune con la nostra attività poetica quotidiana, attraverso la quale noi costruiamo i nostri sistemi di significato, la nostra stessa identità, rendendo dinamica quella cultura ancestrale che ci è stata data. Noi, vivendo, narriamo noi stessi a noi e agli altri. Narrare è una modalità di percepire e organizzare la realtà, rendendola realtà interpretata, cioè
filtrata dai nostri sistemi rappresentazionali, che sono il sistema uditivo, quello visivo, quello del tatto e dell'olfatto e del gusto, insomma. Noi raccontiamo a noi stessi e agli altri la realtà filtrandola attraverso questi meccanismi di analisi. I racconti dunque sono una versione della realtà vissuta dal punto di vista esperienziale, perché se io dico che questo leggio è duro, sto raccontando una mia esperienza. Se dico che questo foglio è pasticciato, la mia esperienza è tale, ma potrebbe essere diversa per Paolo, che magari lo vede ordinato. Quindi, sempre attraverso le nostre esperienze. La realtà è quella che le mie parole descrivono, non esiste una realtà oggettiva. Esistono pratiche discorsive intorno ad un'esperienza che ognuno di noi fa della realtà. Perché sto dicendo questo? Perché la realtà attuale della Sardegna forse ha bisogno di ulteriori letture, oltre quella del lamento, della rassegnazione, e quelle timide che ho sentito anche oggi di analisi e di sguardo più profondo nel futuro. Pensate, il linguaggio della narrazione, che io vorrei indurre molti a fare, è il linguaggio polisemico, che permette di guardare la realtà contemporaneamente da più punti di vista. L'importanza dello sguardo laterale, ne parlavamo poco tempo fa con Paolo, a proposito della risoluzione dei problemi è determinante. Quindi il linguaggio della narrazione ha il potenziale di rifigurare la realtà, di trasformare la nostra visione del mondo. Ma tutte queste belle idee, vi chiederete, cosa hanno a che fare col problema Sardegna? E torniamo a quello che i sardi continuano da secoli a raccontare a se stessi, dopo aver cercato la propria identità negli occhi dei viaggiatori del 7-800 che li descrivevano come fossero bestie rare. Ora si descrivono ancora come pochi, scemi e disuniti. E questo a me mi... Mario, non mi gasti Saici. Qua siamo uniti. Tutto a me mi va a rennegare in mezzo. È qui che è necessario il cambiamento. È veramente no, è una Beridari, ma è una Beridari che deve più scambiare. Non vuole che cosa scambi. Gli 64 anni battete. Sì. Passo di nuovo all'italiano. Questo modo di fare pratiche discorsive su se stessi in psicologia si chiama narrazione patogena, disfunzionale. Cosa fa il terapeuta quando riceve un paziente che dice che si siede di fronte alla sua scrivania e comincia a lamentarsi? Non me ne va bene una, non sono capace a far niente, sono sfortunato, capitano tutte a me. Il terapeuta perturba la fissità di questo racconto innescando una riorganizzazione dei significati legati all'esperienza del paziente. Aiuta il paziente, insomma, a cercare comunque e trovare poi possibili sviluppi altri della sua storia patogena, che gli crea dolore e lo cristallizza nel già, lo aiuta a guardare il non ancora, il possibile, quello che ancora non è capitato, innesca insomma una possibilità di cambiamento. Perché un cambiamento? Perché non è il passato a produrre disagi nella persona. Quindi non deve essere il nostro passato a produrre disagi in noi ora, nei sardi ora, ma è il presente, i modelli di interazione e di comunicazione che usiamo con noi stessi e con gli altri, con il mondo, a crearci disagio. Quindi cambiamo questo modo di comunicare con noi stessi e con la nostra realtà. Se noi comunichiamo ancora attraverso noi stessi con una sorta di ipnosi che produce una narrazione patogena, non riusciamo mai